Bentornati nella fanpage di Happy Farming barra Paolo Day. Eccoci qui, ritornati dopo un anno. Ho già fatto un piccolo video dove ho ripescato una gemma, ho ripescato la vecchia intro della prima grande serie, possiamo chiamarla sovrannaturale, di Paolo, di Happy Farming Day, fatta nel 2019 addirittura, quindi parlo di Cacciatori di Fantasmi. Quindi, insomma, oggi torna la fanpage di Happy Farming Day appunto perché oggi voglio fare un piccolo video che è una recensione dell'ultimo episodio, insomma, dell'episodio di ritorno della Old Friuli, perché è tornata la Old Friuli, ma voglio anche ripercorrere un po' quello che è stato, quelle che sono state le serie, i personaggi più importanti delle serie di Paolo, della Old Friuli, eccetera. Quindi direi di non perderci in chiacchiere e di cominciare. Dunque, prima di parlare dell'episodio di ritorno della Old Friuli, volevo fare un piccolo recap. Quindi tutto inizia con i cacciatori di fantasmi, dove si introduce per la prima volta il personaggio di Ludmillo, che è forse il personaggio più geniale, possiamo dire, di tutte le serie, mi sento di dire, perché è diventato veramente un brand quasi quello di Ludmillo. Quindi Ludmillo è, secondo me, il personaggio più geniale di tutti. Poi, dopo Cacciatori di Fantasmi, con Happy Paolo che entra in questo cancello maledetto, in questo portone, e un trip mentale praticamente gli fa pensare di vivere qualcosa che poi in realtà, appena esce dal cancello, scopre che era tutta una simulazione. Questo è successo sia in Cacciatori di Fantasmi che in Happy Industry. Happy Industry è poi la seconda serie che è un po', diciamo, un sequel di Cacciatori di Fantasmi, dove nell'Happy Industry, girata dal 2019 al 2020, eh, quindi parliamo di era pre-Covid, abbiamo personaggi come Rosaria, Vladimiro, che è il marito violento di Rosaria, che tra l'altro ho doppiato io, e ringrazio molto Paolo per questa opportunità di aver potuto comunque doppiare un personaggio iconico come Vladimiro. Poi abbiamo avuto, ovviamente, non posso non citare il sindaco Henriksen, che andava in Brasile per comprare attaccanti per la sua squadra, anche se era quasi una scusa perché in realtà andava in Brasile per cazzi suoi e per non pagare Happy Farming per i lavori che faceva. E Sdragon Richard che usava la sua domestica Filippa la Filippina per dare insomma problemi a Paolo, a Happy Farming e non pagare, eccetera. Eh, Poi dall'Happy Industry arriva il capolavoro forse più grande fatto da Happy Farming nel 2000, fine 2020, inizio 2021, inizia l'era della Old Friuli, che ora è anche tornata. L'Old Friuli, che non vi sto neanche qui a dire, ha avuto un sacco di intrecci, un sacco di personaggi, di storie fantastiche. Anche qui abbiamo avuto i fantasmi, nella Old Friuli abbiamo avuto anche un sacco di personaggi, ovviamente come i pugliesi, quindi possiamo iniziare a parlare della signora Concetta, Bobby e Angelo, e più altri cameo di personaggi realmente conosciuti. Abbiamo avuto il debutto di Leslie, abbiamo avuto l'Inner Circle addirittura, abbiamo avuto eh, tanti altri personaggi, Pino, i due ubriachi, Ernesto e Fernando, Pino che era un poliziotto tipo napoletano, o non mi ricordo, pugliese anche lui, boh, non mi ricordo, sardo, boh, non mi ricordo, mi pare fosse napoletano, che era d'accordo con l'Inner Circle e quando l'Inner Circle avevano raso al suolo tutta la farm di Happy Farming, Pino li ha coperti perché era un poliziotto corrotto.
E poi, ovviamente, prima di quello, addirittura Epifarming voleva diventare sindaco e prendere il posto del sindaco Ricci, mi pare che sia anche riuscito, se non sbaglio, anche se la cosa non andò a buon fine. Dopo abbiamo avuto, anzi, prima ancora abbiamo avuto, nelle fasi ancora 2020, quindi iniziali della Old Friuli, abbiamo avuto un sacco di segmenti divertenti con Gregorio, Teus che era fatto, abbiamo avuto un Chris che diceva io la roba, io di qua, io... Ma non è tanto questo, il fatto eclatante è stata, ovviamente mi sento di dire io, la signora Concetta che aveva l'incidente, poi muore, il fantasma. Ecco, per me la storyline più importante è stata quella del fantasma della signora Concetta, di Happy Farming che tenta di far tutto capire a Ludmillo, Ludmillo non ci crede, poi alla fine Ludmillo ha la prova che la signora Concetta esiste, il fantasma esiste davvero e a quel punto, insomma, si fa delle domande, va a bere con Fernando ed Ernesto, con la birra Nitro, e loro si chiedono, no, ma devi prenderti una pausa, noi conosciamo un posto lontano dal Friuli dove voi potete lavorare per bene, Happy Farming pensa solo ai soldi, tu devi staccare la spina. Alla fine si viene a sapere che era un tradimento, mi pare che era Ludmillo e Leslie che avevano tradito Happy Farming simulando i fantasmi e tutto. Poi Zig Bobbolo mi sono dimenticato anche di citare che era l'operaio che Happy Farming aveva assunto, ma che si era messo a cagare per terra dopo che aveva distrutto, se non erro, un trattore o forse una mototrebbia, non mi ricordo cosa aveva fatto, anche perché è passato molto tempo, quindi tutti i dettagli non me li ricordo, ci sono tanti altri personaggi che non ho citato e quindi, tra l'altro, tutte queste storyline si sono fatte tra la Old Friuli e tra il Bel Friuli, perché è un'altra serie, il Bel Friuli, che comunque è collegata all'Old Friuli, però comunque non è proprio la stessa roba perché ci sono anche personaggi diversi, eccetera. Poi nel 2021, verso fine 2021, inizio 2022, subentra la serie Salame ungherese in Ungheria, dove troviamo, che è stata, secondo me, la meno iconica rispetto a tutte queste che ho citato, ma comunque sempre una serie di tutto rispetto, dove abbiamo avuto un sacco di sketch divertenti con Camillo, abbiamo avuto Borat il macellaio e tutti che rispondevano non rompere i coglioni di qua di là, un po' come Ludmillo, erano un po' tutti come Ludmillo. Però nulla di troppo memorabile, ma di molto divertente, questo è poco ma sicuro, perché c'era Camillo che era sempre ubriaco, che era di fronte al locale per terra, la musichetta del bar ungherese. Poi c'era anche Borat il macellaio che dava il bestiame a Happy Farming, eccetera. Quindi sicuramente una serie anche quella molto importante e molto significativa. E adesso la All Friuli è tornata. Oggi, 1° gennaio 2026, il primo dell'anno, torna la Old Friuli. E in questa All Friuli, che possiamo chiamare, non so se chiamarla seconda stagione, perché in teoria la seconda stagione dell'Old Friuli è il Bel Friuli, ma chiamiamola Old Friuli Reboot, possiamo dire. In questo reboot possiamo, insomma, vedere che sono tornati intanto Ludmillo, Leslie, che erano, non potevano mancare, Ludmillo che deve controllare la centrale a Chernobyl in Ucraina, mentre Leslie era a farsi i cazzi suoi. Leslie che addirittura ha detto: Ma sei pazzo? Che vuoi cominciare a lavorare di nuovo, a fare una farm di nuovo? E invece Ludmillo, scoglionato, come sempre, ha detto: Sì, sì, va bene, torno, ma non rompere i coglioni. Col suo solito modo di fare molto gentile e molto, come dire, a modo. Quindi, e poi non solo, abbiamo anche il Sindakenrichen, non è lo stesso però perché è un Sindakenrichen imparentato col Sindakenrichen tedesco, perché questo Sindakenrichen che vediamo in questa nuova stagione è un Sindakenrichen eh, franco-tedesco, perché ha un po' l'accento francese, un po' l'accento tedesco,
Insomma, fatto sta che la situazione è un po' complicata perché secondo me lui nasconde qualcosa. Ora, quello che secondo me, perché Epifarmica ha fatto molte serie, dobbiamo riuscire a finirne una, spero che ci riesca, perché ha tanto potenziale la Old Friuli. Paolo è una persona con una mentalità, con una fantasia, con una creatività, secondo me, eh, che secondo me lui tende a sottovalutarsi, però in realtà è molto geniale in quello che fa e in quello che crea, con i personaggi, con le ambientazioni, con gli accenti, le imitazioni, è bravissimo. E quindi io spero che possa prendere il meglio, possa iniziare a sfruttare al meglio questa sua potenzialità, questo suo dono, così che possiamo avere delle serie, cioè degli episodi fatti bene, nel senso perché comunque le possibilità, le basi ci sono. Secondo me quello che serve a questa All Friuli sarebbe un ritorno alle origini quasi, no? Come, non dico che deve scopiazzare le prime stagioni, però serve un ritorno di quei personaggi, di Ernesto, di Fernando, di Pino, non dico l'inner circle, però anche nuovi personaggi, però servono storie che devono essere drammatiche, tragicomiche, avvincenti, un po' come quello dell'incidente della signora Concetta, e storie che ti fanno tenere il fiato sospeso come quella dei fantasmi, quindi un po' horror, un po' comiche horror, perché le possibilità ci sono, perché io penso che Happy Farming sia un maestro della tragicomicità, possiamo dire. Non sto scherzando, non lo sto dicendo per leccare il culo perché la sua fanpage, lo dico perché lo penso davvero, altrimenti non lo direi. Quindi è per questo che faccio questa recensione, questa review al primo ritorno al primo episodio di ritorno della Old Friuli, aspettando il prossimo con la speranza che possa accadere qualcosa di interessante, che comunque Paolo può farcela, può fare un episodio bello, interessante, divertente. Spero che ci sia una storia. Rosario, tra l'altro, un altro, mi sa che l'ho nominato prima, però quanto sarebbe figo il ritorno di Rosario, o Rosaria, vabbè, a seconda di come volete chiamarlo o chiamarla. Ehm, quindi sì, insomma, serve tutto questo, serve un ritorno a come Dolfriuli era, non scopiazzare, però creare una cosa nuova, ma ispirandosi ai fatti delle scorse. Serve la signora Concetta, magari evitiamo Bobby per evitare denunce, robe del genere, però cazzo, serve. Poi anche il fatto che c'era Trinity che sembrava veramente come la vera Trinity, tra l'altro, nel gioco. Quindi ci sono tante potenzialità anche per Trinity. Serve che torni Zig Bobbolo. O come cazzo si chiamava l'operaio che aveva licenziato P-Farming dopo poco. Serve tutto questo. Ecco, ci serve. ehm, sì, ci serve assolutamente di ritornare un po' alle origini. Non vedo l'ora di vedere i prossimi episodi della All Friuli, li commenterò. Sono sempre fiero di seguire Happy Farming. Non so davvero perché io sia l'unico a essere così interessato a questa serie, perché meriterebbe molti più occhi. Quindi sì, grande Happy Farming, sono strafelice che sia tornata la Old Friuli. Alla prossima.